Il libro della Genesi presenta la figura di Abramo come padre della fede di tutta l'umanità. Dio gli ha promesso la terra e gli ha promesso una discendenza. E Abramo obbedisce, si fida, sperando contro ogni speranza. Si muove dalla propria patria e va verso la terra che il Signore gli ha promesso. Ma continua a non possedere la terra e a non avere discendenza. E desidera ardentemente un figlio. Il racconto della Genesi a partire dal capitolo 12 mostra le vicende di Abramo come esemplari del cammino di fede. Non viene presentato sempre solo l'aspetto positivo di Abramo. Il narratore sottolinea anche alcune situazioni scorrette. Così si dice che Abramo, pur fidandosi di Dio, cerca di aiutarsi con le proprie forze. Il Signore gli ha promesso una discendenza, ma la moglie Sara, anziana, è sterile. E allora trova la soluzione, abbastanza comune nella giurisprudenza antica, di usare la serva. È quello che in linguaggio moderno sarebbe una vicenda di utero in affitto. Il figlio della serva viene considerato come se fosse il figlio della padrona. E così Abramo si unisce alla schiava Agar e nasce un figlio, Ismaele. È figlio di Abramo, ma è figlio della carne. E il Signore ribadisce la sua promessa: uno della tua carne, ma nato da Sara, sterile, sarà il tuo erede. La nascita di Ismaele diventa il segno di ciò che l'uomo fa con le proprie forze. È il risultato della carne di Abramo e non è la promessa di Dio. Abramo deve fidarsi di più, deve lasciare al Signore la possibilità di compiere quello che ha promesso, cioè un intervento straordinario, capace di superare anche quella che umanamente sembra morte e impossibilità. Così al capitolo 18 viene raccontato un incontro singolare di Abramo con il Signore. Alle querce di Mamre il Signore gli appare come tre personaggi. Abramo vede questi tre uomini che vengono verso di lui nel pieno meriggio, mentre egli sta riposando all'ombra dell'albero. Va incontro ai tre e parla loro al singolare. Li saluta come il mio Signore e li accoglie nella sua tenda. Organizza un pranzo di accoglienza abbondante e generoso. L'ospitalità di Abramo è diventata nella tradizione russa l'icona della Trinità.
intorno alla mensa i tre personaggi divini sono accolti da Abramo, che è il quarto e tiene il posto dello spettatore che si pone di fronte all'icona e chiude il cerchio. Abramo accoglie Dio nella sua tenda e questa accoglienza è causa della fecondità. Il Signore promette ad Abramo: tornerò da te l'anno prossimo e Sara terrà in braccio un figlio. Sara era fuori dell'ambiente in cui avveniva il pranzo, perché in quella cultura arcaica le donne vivono in un altro ambiente, ma non ha resistito alla curiosità di ascoltare che cosa si dicono gli uomini. E da dietro la tenda Sara sente questa parola e sorride. Le viene da ridere, pensando che alla sua età possa avere un figlio. E il Signore sottolinea che quel riso è sbagliato. Se è un riso incredulo, deve trasformarsi in un sorriso di gioia. Il narratore insiste più volte in questi capitoli sul tema del sorriso, perché il figlio che nasce verrà chiamato proprio sorriso. Isacco, infatti, in ebraico, significa sorriso. E allora i narratori hanno cercato di spiegare l'origine di questo nome. C'è un aspetto ironico, il sorriso di chi non ci crede, di chi non riesce a immaginare che sia proprio vero. E dall'altra parte il sorriso contento di chi vede finalmente realizzato il sogno della propria vita. La parola si realizza, la promessa è mantenuta. Sara ha un figlio, nasce e lo chiamano Isacco, sorriso. Quando nel Vangelo di Giovanni Gesù dice «Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò», fa allusione proprio a questo episodio. Abramo vide il giorno del figlio. Quando ebbe il figlio, Abramo sperimentò tutta la gioia dell'incontro con il figlio, con l'iniziale maiuscola. È il giorno di Gesù. Si rallegra per l'esperienza del dono del figlio. Pensate al doppio senso. Abramo ha ricevuto il dono del figlio, ma Dio Padre ha fatto dono del figlio. E in questo sta il sorriso dell'uomo, la possibilità di aprire la nostra bocca al sorriso quando il Signore cambiò la nostra sorte. Dunque sembra che la storia abbia raggiunto il suo vertice. Abramo finalmente ottiene quello che ha desiderato. Ma proprio in questo momento si inserisce un conto importantissimo nell'economia della Genesi e nella tradizione cristiana. È la prova di Abramo. È il testo che troviamo al capitolo 22 della Genesi, il sacrificio di Isacco. Testo che può risultare anche problematico
ed effettivamente per molti ha creato problemi. Dobbiamo però imparare a leggere il testo in modo intelligente, inserendolo nel contesto culturale in cui è nato. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Ritorna la vocazione di Abramo. Il Signore dice: va verso il monte che io ti indicherò e lì offri in olocausto il tuo figlio, proprio Isacco, quello che tu ami, quello che hai desiderato tanto e che finalmente è arrivato, offrilo in sacrificio. Ma come? Il Signore chiede un sacrificio umano? Dobbiamo inserire questo discorso nel contesto culturale antico, dove i sacrifici umani erano effettivamente praticati. Nella cultura dei Cananei, in cui Israele si è inserito, la pratica del sacrificio del figlio primogenito era purtroppo comune. La costruzione di una casa non veniva fatta se non con il sacrificio di uno dei figli del proprietario che costruiva. E la costruzione di una città chiedeva il sacrificio del figlio del re, il cui cadavere veniva messo sotto la porta principale della città. I sacrifici umani erano pratica comune di queste culture. Israele vide sempre con orrore questa pratica. E il racconto del capitolo 22 serve proprio per cambiare la mentalità, per fondare nella parola di Dio il nuovo atteggiamento di Israele. In Israele non si fanno assolutamente sacrifici umani. O meglio, se leggiamo i libri dei profeti e i racconti storici, veniamo a sapere che ancora al tempo dei re avvenivano a Gerusalemme sacrifici umani. Lo facevano per influsso idolatrico, perché le religioni dell'ambiente le praticavano e per avere successo, per ottenere quel che volevano, i potenti erano anche disposti a sacrificare i figli. I re, fra l'altro, avendo grandi harem con decine di figli, potevano anche permettersi di sacrificarne qualcuno. I profeti di Israele condannarono sempre con tutte le loro forze queste pratiche come disumane e idolatriche. E il racconto del sacrificio di Isacco serve proprio per dire: il Signore non vuole questo tipo di sacrificio. Allora, dove sta la prova? Abramo proietta su Dio quello che è
il suo pensiero. Essendo inserito in una cultura dove abitualmente si pratica il sacrificio umano, Abramo pensa che sia doveroso sacrificare a Dio quel figlio che Dio gli ha dato. E quindi dimostra una disponibilità totale al punto da offrire in olocausto, uccidere e bruciare totalmente il figlio. Ma il Signore interviene per bloccarlo e gli rivela di pensare diversamente. Abramo aveva proiettato su Dio il suo pensiero, la mentalità religiosa corrente. La rivelazione positiva di Dio smentisce questa mentalità e propone un'altra strada. Seguiamo il racconto perché è articolato con finezza. Il monte su cui viene proposto il sacrificio si chiama Moria. In ebraico quella formula finale Yah richiama chiaramente il nome proprio di Dio, Yahweh. La prima parte della parola è sentita come legata al verbo vedere. E quindi il nome proprio Moria viene inteso come se significasse Dio vede. Non c'è la distinzione in ebraico fra vedere e provvedere. Se Dio vede, implicitamente si dice Dio provvede. E quindi al centro del racconto c'è il tema del vedere, del provvedere. Dio vede la situazione, prevede e provvede. Il suo guardare è un guardare con amore e un intervenire per risolvere la situazione. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé 2 servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Notiamo l'insistenza sull'errare di Abramo. Si mise in viaggio verso il luogo indicato. Il terzo giorno, notiamolo, perché non è così inutile il particolare, Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo ha in testa di uccidere il figlio. Perché dice ritorneremo? Sta mentendo? Per coprire quello che ha intenzione di fare? O c'è in fondo una inconscia previsione di quello che davvero capiterà? Ci prostreremo in adorazione e ritorneremo. Ritorneremo tutti e 2. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco
e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Immaginiamo la scena dove il figlio sta portando un fascio di legna. Isacco ha sulle spalle la legna che dovrà servire per il fuoco. L'olocausto è un sacrificio bruciato interamente. E quindi Abramo si porta il coltello, il fuoco acceso e la legna. Isacco sta portando la legna che dovrebbe servire per il suo sacrificio. È una immagine che la tradizione cristiana ha sempre riletto nella prospettiva di Gesù. Nella notte di Pasqua del Sabato Santo, dopo il racconto della creazione, viene proclamata questa lettura. Il sacrificio di Abramo è anticipo imperfetto di quello che sarà il sacrificio di Cristo. Isacco che porta la legna sul monte è figura profetica di Gesù che porta la croce sul monte verso il proprio sacrificio. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abbiamo tutto per il sacrificio, ma manca il pezzo forte». Abramo rispose: «Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio». E in questo racconto si manifesta ancora una volta la fede del patriarca. Dio provvederà l'agnello. È una pia menzogna? Sta semplicemente nascondendo al figlio Isacco che è lui destinato a essere l'agnello? Ma ancora una volta è una inconscia profezia per cui il Signore provvederà un agnello che non è Isacco. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Noi parliamo del sacrificio di Isacco, però la terminologia è scorretta, perché di fatto non c'è stato il sacrificio di Isacco. Gli ebrei, più correttamente, chiamano l'episodio la legatura di Isacco. Non viene raccontata la reazione del ragazzo. Abramo lo lega e lo mette sulla legna, sull'altare. Poi stende la mano, prende il coltello per immolare suo figlio. Allora l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!» Rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide ciò che non aveva visto prima. Vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. C'è un cambiamento
al posto del figlio viene immolato l'ariete. E così viene istituzionalizzato un procedimento che in Israele sarà abituale. Il figlio primogenito viene riscattato con l'offerta di un animale sostitutivo. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, Moria. Si chiama Moria perché lì il Signore ha visto e il Signore ha provveduto. Il Moria è la cima della collina su cui Salomone costruì il Tempio. E l'altare dei sacrifici nel Tempio di Gerusalemme fu costruito proprio sulla cima del Moria. E nella tradizione di Israele l'altare dei sacrifici è collocato in quel sacro punto dove il Signore si manifestò ad Abramo. Quando il Tempio fu distrutto dai Romani, il luogo perse questo riferimento importante, ma venne recuperato dalla tradizione islamica, che vi costruì la cupola della roccia. Quella cupola dorata di Omar, che caratterizza l'attuale panorama di Gerusalemme, è costruito sulla cima del Monte Moria. E nella tradizione islamica c'è il riferimento ancora al sacrificio di Abramo. Ed è un problema serio per la tradizione ebraica che vorrebbe ricostruire il Tempio, ma avrebbe bisogno di quel luogo santo. Solo che l'edificio della cupola della roccia non è facilmente spostabile e secondo una interpretazione rigorosa il Tempio non può essere costruito da un'altra parte. La sovrapposizione vuol dire distruzione e ricostruzione, con tutti i problemi che possiamo immaginare. Il monte dove il Signore vede è il segno del cambiamento della mentalità. Abramo arrivò quasi ad offrire il figlio, ma fu fermato. Dio Padre invece non risparmiò il proprio figlio. Quell'episodio è profetico del figlio di Dio, che fu veramente sacrificato, non sostituito. Non un animale prende il posto dell'uomo. Dio in persona prende il posto dell'uomo e prende su di sé la morte perché l'uomo possa vivere. Questo è l'oggetto della fede di Abramo, nostro padre.